Il presidente provinciale dell'ANCE, Carmelo Salamone, punta il dito contro il governo annunciando trasferiremo gli atti alla Corte dei Conti. Se dopo aver accumulato un ritardo, continua il presidente dell'ANCE Salamone, di oltre 1 anno e mezzo, chi ha ruoli pubblici può rispondere agli imprenditori esasperati con un laconico prima o poi provvederemo a pagare le fatture. Crediamo che sia opportuno agli stessi imprenditori, le cui tasse garantiscono in larga parte il funzionamento della macchina pubblica, possano utilizzare la stessa argomentazione per non versare il dovuto quando arrivano le cartelle esattoriali. A intervenire ormai sul cronico problema del mancato pagamento delle fatture nei confronti delle imprese che hanno svolto lavori per le pubbliche amministrazioni continua a essere il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Agrigento Salamone. Già mesi fa, continua Salamone, nel silenzio istituzionale più totale denunciavamo come la Regione avesse dimenticato di pagare le aziende che avevano svolto o stavano svolgendo lavori pubblici in varie zone dell'isola, costringendo così gli imprenditori a indebitarsi per pagare stipendi, materiali. Oggi leggiamo con sconcerto dichiarazioni stupefatte di alcuni assessori regionali che sembrano avere scoperto come da 1 anno e mezzo la Regione sia purtroppo inadempiente nei confronti di centinaia di imprese, e tutto questo è francamente intollerabile. Speriamo quantomeno che il vicepresidente Armao, e che aveva annunciato mesi fa la volontà di dormire in assessorato fin quando la situazione non si sarebbe risolta, sia almeno tornato a casa. ANCE Agrigento ha quindi annunciato che sosterrà gli imprenditori che volessero agire legalmente nei confronti della Regione per il recupero di quanto dovuto e ottenere il pagamento degli oneri connessi al ritardo. Fatto questo, conclude Salamone, trasferiremo gli atti alla Corte dei Conti affinché si possano accertare le responsabilità personali di questo stato di cose. Ci auguriamo, infine, che non siano ancora una volta le casse pubbliche a pagare gli errori dei singoli.